Le conoscenze scientifiche da questo punto di vista sono in continua evoluzione e quindi consentono di avere sempre nuove informazioni sempre più utili per cercare di ridurre a questo punto di vista. Un altro elemento che è stato molto importante è stato lo sforzo da parte della società di ampliare lo staff che può supportare i ragazzi e quindi avere uno staff più allargato consente di avere maggiori risorse per ottimizzare da questo punto di vista i lavori che vengono fatti. La disponibilità dei ragazzi, degli stessi ragazzi, le stesse cose possono essere fatte in due maniere diverse, molto spesso sono i dettagli che fanno la differenza. Quindi non mi sembra che ci sia un solo elemento, è la combinazione di diversi elementi che fortunatamente hanno portato a questo risultato positivo che abbiamo visto prima. È molto difficile fare una relazione diretta tra incidenza e infortuni, ogni tanto si assistono a delle situazioni in cui le squadre sono in difficoltà perché magari hanno tanti infortuni eppure riescono ad ottenere comunque dei risultati. Su un campionato intero mettere a disposizione dell'allenatore il maggior numero di giocatori possibili credo che sia l'obiettivo di qualunque staff e qualunque società nel tentativo di offrire la maggior scelta possibile da parte dell'allenatore. Fulvio Mister Pea è un allenatore sicuramente molto attento a tutti i dettagli, è molto attento anche a questo aspetto, l'aspetto della prevenzione degli infortuni e quindi credo che sia un allenatore che non ha bisogno delle mie parole per dire che è un allenatore che riesce veramente ad ottimizzare tutti gli aspetti legati alla performance. E quindi sicuramente bene fino a questo punto, speriamo che continui. Alcuni indicatori vengono raccolti quotidianamente che sono riferiti alla quantificazione del carico di lavoro che hanno sostenuto i ragazzi. Avere un buon metro di quantificazione è un elemento importante perché ci consente di poter dire se un determinato atleta ha sostenuto un carico elevato, medio, basso. L'effettuazione periodica di test di valutazione consente ulteriormente di aiutarci da questo punto di vista perché ci consente di fotografare la condizione dei ragazzi ad intervalli regolari e quindi poi di fare delle scelte sulla tipologia di allenamento nelle settimane successive e poi effettuare nuovamente un controllo e quindi andare. Non c'è quindi un solo indicatore, la cosa importante è utilizzare un metodo. Bisogna utilizzare un metodo consistente, possibilmente scientificamente valido e portarlo avanti nel tempo. È solo il lavoro quotidiano di sforzarsi di misurare il più possibile che può aiutare. Chiaramente la fortuna può giocare un ruolo, perché ne parlavamo prima, magari non per quelli di tipo muscolare ma per quelli di tipo traumatico, il caso a volte può essere veramente fatale senza per questo avere delle colpe l'atleta interessato. Esistono dei fattori di rischio che possono essere predisponenti e quindi il monitorare questi fattori di rischio poi consente di ottimizzare il lavoro che viene andare a fare. In altre parole, se un atleta viene valutato e ci sono dei fattori di rischio, poi è importante lavorare su questi fattori di rischio per cercare di ridurre l'incidenza. I test sono di diverso tipo e voi sapete che i giocatori hanno caratteristiche diverse a seconda del ruolo tattico che hanno. Proprio questo porta i ragazzi ad avere qualità diverse anche a seconda del ruolo che hanno. Se parliamo della forza, dell'esplosività, sicuramente gli attaccanti o i difensori centrali sono quelli più dotati a questo punto di vista. Se parliamo della quantità di corsa, parlavamo prima di Magnanelli, i centrocampisti sono quelli più dotati da questo punto di vista. Fortunatamente quest'anno abbiamo un gruppo abbastanza omogeneo e quindi secondo me da questo punto di vista è abbastanza difficile scegliere. Però ripeto, ci sono delle caratteristiche ben definite a seconda del ruolo tattico che hanno, quindi se volete sapere i più esplosivi pensate a quelli che stanno più davanti in campo.